Adesso sì che ci passo, tac. E sto ponte, secondo te teneva Pulmin? Sto ponte legato un po' coi pali di legno? Casone delle Sacche. Vieni Italia, vieni con me. Valle Mille Campi. Pedalando in bicicletta, tanana, pedalando senza fretta, panana, coi moscati che mi viene dentro in bocca, tu. Da dove ho parcheggiato Pulmin a questo casone che sto andando a visitare, non a puntinare perché come vedi la strada non è facilmente agibile, ci sono 4 km, in bicicletta non è nulla ovviamente, a piedi gira di qua, gira. Probabilmente c'era anche un'altra entrata, però noi abbiamo seguito quella, dai moscati, mamma mia, quella dalla Romea, hai capito? Tra le case dei pescatori, vedi, quelle moderne. Pedalando in bicicletta, tanana, io pedalo senza fretta, tanana. Minchia, va la pannelliga, quello sul tetto. Sembra una figata vedere tutte queste case abbandonate. Fa molto wild, non lo so. Cosa c'è qua? Peri, no? Cos'è sta roba? Io non capire, perché vedi, come ti ho insegnato, è pieno di supermercati in giro, i famosi bio, chilometro zero, eccetera. Solo che dopo arriva il contadino, qua scioppa i manga e te corredrio. Ma com'è bella la campagna! Pedala e non si lagna. Finiculi e finicula. Potevo entrar qui e invece vado là. Vara verdura Italia, vara. Te vieni qua col zainetto e te torni a casa con la spesa. Qua c'è gente, va che belli, già li vedo, sembra il villaggio dei puffi. E invece no, ma proprio no. I casoni. Guarda, moscerini, li vedi, va che roba. Porca miseria, indescrivibile. Ma non ci credo, c'è addirittura il parcheggio proprio. Torno? Quindi? Ma cosa gli hanno messo? Come faccio ad arrivare là io adesso? Sì, ho sbagliato strada. Torno indietro, devo seguire quella, perché questo è il parcheggio, dopo giustamente si prosegue a piedi. Temperatura percepita 82 gradi. Svolta a sinistra. Me l'hai detto svolta a sinistra, ti ho ascoltato e sono andato là, no? Aiuto! L'Italia, l'umido e i moscati. Moscati dal gergo veneto moscerini. Sì, ma che spazzulia, che schifo! Italia, sei un paese un po' spazzone, dai, bisogna dirlo. C'è di peggio, per carità, abbiamo visto Macedonia, Serbia, però ragazzi, e la peppa ragazzi, no, è anche chiuso! Che tristezza, mondo commerciale! Praticamente sì, deve essere tipo una specie di agriturismo, hai capito? In più adesso è anche chiuso. Che dici, ci buttiamo dentro il dronello? Aspetta che ho visto una roba qua. No, chiuso anche di qua. Allora, il percorso sembra carino, in ogni caso via un attimo col dronello e poi continuiamo un pochino. Apparato testicolare permettendo, perché è un po'... Allora Italia, innanzitutto diciamo che il parco è aperto solo i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18 e benvenuto all'interno del Singano Drone. Allora, quella che stai vedendo qui è la locanda ai casoni della Fogolana. La laguna che stai vedendo è la Valle Mille Campi, la quale rappresenta uno straordinario esempio dell'ambiente e del paesaggio lagunare. Nei secoli addomesticato dall'uomo per utilizzare a scopo produttivo la migrazione spontanea di pesci adulti che, dopo una permanenza di alcuni mesi, ritornano al mare per la riproduzione, cioè che trombano praticamente. Nella valle sono presenti alcune testimonianze dei casoni, le tipiche abitazioni delle campagne della zona. Ne puoi trovare parecchi anche a Caorle, li abbiamo già visti in qualche video, no? In epoca lontana erano dei rifugi costruiti in paglia di forma conica e servivano per difendersi dagli animali. Solo con il passare del tempo, in seguito alle lente e graduali trasformazioni, hanno acquisito l'aspetto che conosciamo, pianta quadrata o rettangolare con le pareti costituite da mattoni di terracotta e il tetto a 4 falde molto spioventi, con copertura in canna palustre. I balconi piccoli per evitare un'eccessiva dispersione termica d'inverno e diminuire il riscaldamento dai raggi solari d'estate. Un tempo il loro aspetto era più simile a una capanna che a un'abitazione civile, eppure ci vivevano famiglie di contadini, a volte molto numerose. I casoni della Fogolana sono gestiti per conto del comune di Codevigo, da terra di mezzo, che ha attivato all'interno di essi un centro visite, una locanda con un punto ristoro e degli alloggi. Ascolta, in ogni caso sai che se vuoi visitarli
nel senso che vuoi entrare, allora ti consiglio prima di informarti bene nel sito www.casonifogolana.it. Hai capito? Da Singano è tutto, Maria ti do la linea. Ah no, ho sbagliato programma. Che affettuosi, sono dentro una nube di moscerini, questi si stanno anche incaprettando, che schifo! Dai maiali, via prevertiti. Fatto sta Italia che stavo pedalando qui. Che schifo, in questo wild qua, in questo wild, no? E mi sembra aver visto là in fondo una chiesa, ho detto ma no, ma cosa vuoi che ci faccia una chiesa qua? In tutto questo wild qua che non c'è niente, non c'è nessuno, ho detto andiamo a vedere cos'è. In fondo al mar, vuoi a esplorare? Guarda Moscati, non ho mai capito perché devo avere sempre il vento contro. Cioè è assurdo, sono 4 i punti cardinali, nord, sud, ovest, est, e in qualsiasi parte io vada ho sempre il vento contro. No, che senso? Ah, occhio, che buche di merda. Occhio, questo non è un campo, è una palude, occhio, c'è l'acqua sotto, porco cane. È da star attenti che uno dice aspetta vado un po' là nel wild, invece no, cioè, dentro in fondo al mare. Guarda che bella sta cineraria, è bellissima, guarda che giallo splendido, splendente, tipo il coso dell'erettore. Occhio, qua a destra c'è un alveare, non andare a destra, no, quando vedi quelle scatole colorate là e dici ma aspetta un attimo che perdo l'equilibrio, vado addosso a qualcosa, non andare addosso a quelle. No, non è una chiesa, ma cos'è sta roba? Cason delle Sacche. Ah, non era quello il Cason delle Sacche, questo è il Cason delle... Cos'è? Ente proprietario, provincia di Padova, divieto d'accesso alle persone non autorizzate. Io non capisco. Aspetta, sono già che mi rincorrono. C'è un fioretto. Adesso chiediamo al fioretto se si può entrare. Buongiorno, secondo lei si può entrare a vedere un attimo il casone? Oro, grazie. Beh, persone autorizzate sono autorizzate. Ah, il Casone delle Sacche si intendevano quello. Cos'è? Il Casone delle Sacche si trova nell'isola di Fogolana, fra il canale Sciroccheto, che è quello che abbiamo visto, la Sacca piccola e la Sacca grande, che adesso è da qualche parte, di Valle Mille Campi. Il suo nome sembra derivare proprio dalla particolare ubicazione, sorge infatti su una lingua di terra prospicente ad una sacca, buono prospicente, cioè una insenatura lagunare che arriva a lambire la campagna. Buono lambire la campagna. Fu costruito nel XIX secolo, quindi XIX secolo, 1900, per dare rifugio durante le battute di caccia in laguna ai ricchi cacciatori magnaschei provenienti soprattutto dall'entroterra padovano. Ah, pensavo fosse chissà cosa, qualcosa di un fiappi romantico, invece no, adesso che un casotto per i magnaschei padovani. Sei fatta qua, e ora qua festa degli alpini, fatta nel 1940. Qua sto fioretto qua col candadrio, ma non si sa chi che l'è perché non c'è scritto, e qua la ricostruzione. Allora, è stato fatto nel 1874 e è stato restaurato dopo il 1995, quindi insomma anche di recente Italia. Vabbè, andiamo a vedere che robe strane, tutto strano, cioè semplicemente un casotto, sì, un casotto de lusso, perché qua vedi avevano anche la rampa per le barche, no? Per tirarle su. Polizia provinciale, cosa c'entra la polizia? Vedi qua cosa abbiamo. Il Malamocco fu sede del dogato veneziano tra il 742 e l'811, prima che questo fosse trasferito a Rialto. Pensa a te. Pellestrina, isola di pescatori, è protetta verso il mare dai murazzi e da una spiaggia di recente realizzazione. Chioggia, che ben conosciamo, città di origini antiche, porto peschereccio e attivo centro turistico, ok. Signor, Porto Marghera? No, a me Marghera come non che credo. Le valli da pesca e le conche, una località della bonifica ad Alta Brenta situata nel comune di Codevigo, dove siamo noi, dove si è sviluppata un'agricoltura specializzata. Ti ha capito Italia? Perché che sei anche al fufi? E va a caccia il capo qua, eh sì. Va a copare un fiale di bestie e porrete. Che stia ben qua tranquilla, no? No, andiamo a coparli tutti, copa tutti. Cos'è un Springer Spaniel? Ciao Fufo! Guardiamo che dormiva, ma mi pare che sia tutto buttato qua. Sì, pinisuni. Secondo me che ha perso l'appalto non è appena messa a nuovo e ha saso così. Dovrebbe essere l'ufficio dei guardi là, però non lo so. Guardati, che roba, sì, magari tutta sera così, cioè ne valorizza un attimo il turismo, tu capivo? Perché l'erba ha visto se i gas sa che cresce. Che storia. Ciao Fufo, cos'è un Springer Spaniel? No, è Breton Spaniel questo qua. Caro. Prima
Avevo picchiato, pareo qua. a fare i giri. Dopo può stare anche in fondo. Oro, buona giornata! Sì, quello che si diceva col fioretto là che era venuto a pescare col cane. Sì, non che pescava col cane nel senso che buttava il cane e tirava sui pesci, no, pescare col cane nel senso che si è portato il cane a fargli compagnia mentre lui pescava con le canne da pesca. Ma queste interessanti, diciamo, realtà, tipo non so, un casone di una volta che era la sede degli alpini, oppure vabbè, un rifugio dei vecchi magnaschei paluani che venivano a caccia, eccetera eccetera, può essere comunque una meta interessante per il turista che vuole farsi il weekend in bicicletta, hai capito, tipo come sto facendo io, la piccola sosta eccetera. Quindi se c'è un baretto o qualcosa nelle vicinanze di aperto, ovviamente va a consumare in quel baretto, o comunque tiene alto il nome della località. Cioè, voglio dire, in Brussa non c'è nulla, però il fatto che ci sia una bella spiaggia wild piuttosto che i casoni o i sentieri della Valle Vecchia da fare in bici fa sì che ci va tantissima gente, hai capito? Quindi la Brussa ha la sua importanza come nome di attrazione turistica, di città turistica. Ovviamente i baretti, poi i ristoranti che ci sono attorno si fregano bene le mani perché sono sempre pieni di gente, giustamente. Poi l'Italia, tocca sempre intervenire Singano, ogni volta. Non si fa ste robe, dai, andiamo. Funziona un'altra macchina, altre due. Oh, appena fatto tempo a lamentarmi. Ah no, girano là. Del turismo, e guarda, turismo che arriva adesso, c'è anche la toppa. Dove va la toppa? Si butta giù, si suicida. Ah no, aspetta, ho sbagliato. Vedi, a seguire la toppa, io devo seguire la strada, non la toppa. Siamo come ricoperti da una sorta di cellula protettiva composta di umidità che ci difende dal benessere. Al di fuori di questa cellula protettiva, infatti, vi è questo benessere che è la normalità, insomma. Io sto andando a casaccio praticamente, spero di non sbagliare strada, insomma, ecco. Perché all'andata sì col navigatore, ma al ritorno ci si perde da eroi. No, mi ricordo il reparto verdura, eccolo qua con la cassetta, sì, qua ci siamo passati. In ogni caso non posso permettermi di perdermi perché non ho segnato dove è parcheggiato il camper. Ah no, aspetta, è vero, ci arrivo con l'antifurto GPS, è vero. Metti caso dovesse servire, c'è sempre quello. Beh, bella cosa. Guarda la canna dell'acqua del Morello. Torre Strana, casette dei pescatori, e guarda quante. Barchetta, il nonno qua rete che tira sui pesci, le sciorette che se la contano, vedi, tanta strada che spero non sia quella sbagliata. No, i tedeschi veramente ti arrivano dappertutto, cioè loro devono avere qualche app, qualcosa che li fa infilare nei posti più assurdi, perché in tutte le cose che vado a scoprire io in bicicletta trovi sempre tedeschi col van o con la macchina, è una roba incredibile. Guarda le gallinelle d'acqua, 1, 2, nere, 3, 4, 5, 6, 7 marroncine, proprio scolorite. Vedi, loro quando vedono gente, vedi, corrono sempre a nascondersi in mezzo alle erbe, se noti. Quindi gallinelle sì, ma fino a un certo punto. Pedalando in bicicletta, vuoi un caffè? No, grazie, sono a posto. Singanare senza fretta, sempre quei moscati in bocca. E il pulmino è ancora lì e questo è un buon segno. Sì, ho parcheggiato davanti a sto agriturismo col cane a baione. Attento, cane, sono arrivato. Là. Infatti gli ho detto, sono mancato. Dopo la natura il deturpamento, ma non è tanto il problema il deturpamento, è che qua in camper io non riesco mai a vedere le macchine che arrivano, perché dopo ho il coso lì, cioè è un casino. Vabbè, dai, ciao. Niente, ho dovuto mettermi in piedi praticamente nel sedile passeggero per vedere le macchine. Quando c'era un buco ho conteggiato, ho detto dopo 3 macchine la grigia è l'ultima e tac, via parti, robe da matti. Come cazzo si fa a fare un incrocio così? Bisogna essere proprio deficienti. Sarei fermato volentieri al parco, cos'è, San Giuliano qua, che mi dicono che è pieno di delinquenti, però devo un attimo fare un salto a fare la spesa prima. No, ma già che ci siamo, che è qui in parte, vado a rompere le balle come al solito agli amici di Linea 80, così vediamo se mi fanno sedie e tavolino allo stesso prezzo o meno di quelli che ho visto su Camper Sport Magenta, altrimenti niente, io non ho nessuna fretta di prendere le sedie e il tavolino, però so già che tavolino voglio, che è quello della Brunner lì in alluminio pieghevole là rotolabile, dimensione quella grande da 4 persone.
e le sedie però non riesco a trovarle da nessuna parte. Cioè sono della Brunner, le avevo trovate in un centro commerciale che erano in mega offerta, poi le ho perse. Quelle della Brunner con il braccolo largo e il poggiabibite non le trovo più su internet, non ce l'ha nessuno, è una roba pazzesca. Vediamo qua. No, niente, non avevano quello che volevo. Sono andato poi in un altro posto, solo che dopo 45 minuti di attesa mi sono rotto le balle e sono andato via. Quindi so sorry per l'economia italiana, ma lo devo comprare il tutto sull'internet. Ma che colori Italia! 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 Oh, ah no, scusa. Ma che colori? Ah? Guarda che colori. E qua sono case. Le famose case disabitate che vediamo quando facciamo viaggi che prevedono di percorrere la Romea. Ovviamente qui non siamo nella Romea. Te faccio a porno le son. Ucci cavalli, ucci cavalli, ucci cavalli. Cavallo, ciao cavallo, pieno, pieno cavallo. Guarda cavallo. Guardi cavallo. Bisogna saper imparare ad apprezzare, o bisogna saper apprezzare direttamente? No, perché prima bisogna saper imparare. Una volta che uno sa imparare, ha imparato e quindi deve saper apprezzare, in teoria non riesce così. C'è un'altra cosa stranissima che ovviamente adesso abbiamo passato, e quindi chiaro, adesso ne vedi solo 4 o 5. Ho visto migliaia e migliaia di gabbiani da Caposile a Jesolo, cioè incredibile. Prima queste beh, guarda, ce ne sono ancora, guarda, e non riesco a capire, cioè è tanto strano sti mega sciammi di insetti. Adesso mai visto tutti sti gabbiani in vita mia, guarda qua, anche qua a destra, guarda che roba, cioè così da Caposile ne ho passati un disastro di gabbiani, una roba pazzesca. Sarebbe una giornata intera buttata via per il cacchio. Grazie SDA, grazie cari SDA, cari. Oh, pensa che prima quando volevano i gabbiani ho detto ma porca miseria, no? Come la canzone Gli uccelli di Franco Battiato, no? Cioè come fanno, no? A creare queste geometrie, questi voli, no? Senza sbattere fra di loro. E in quel mentre che ho pensato sta roba, sbam, 2 gabbiani sono tirati una pacca di muso. Ho detto ah ok, ho capito. Oh,